Da parte del presidente della regione, onorevole Nello Musumeci, arriva un attestato di stima verso l'assessore Razza, intervenendo all'ARS dopo le sue dimissioni. Afferma Musumeci, è stato un atto di grande responsabilità che fa onore all'avvocato Ruggero Razza, che non mi sorprende conoscendone la formazione politica, culturale e l'integrità morale. Il governatore ha annunciato anche di aver assunto l'interim dell'assessorato alla sanità. Lo terrò, ha precisato Musumeci, fin quando riterrò necessario e opportuno farlo, proprio perché voglio assicurare ai siciliani che il governo non defletterà di un solo centimetro dal percorso fin qui fatto con l'assessore Razza e con tutto il governo. Andremo avanti dritto, continua Musumeci, senza una tregua. Lo impone la pandemia, la volontà dei siciliani, il nostro dovere istituzionale. Musumeci ha anche comunicato la sua disponibilità del governo a riferire in aula sulla vicenda giudiziaria che coinvolge alcuni dirigenti dell'assessorato alla salute. Né io né il governo, ha detto il presidente, intendiamo assolutamente sottrarci al confronto. Vorrei solo lanciare un appello in questo momento, proprio in coerenza col rispetto verso le istituzioni, prima ancora che verso le persone. Proporrei di definire la finanziaria, che è un atto indispensabile per la comunità siciliana. Un minuto dopo possiamo dare vita al dibattito, pur non avendo né io né altri potuto procedere all'acquisizione degli atti e quindi alla loro lettura. Intanto arrivano anche attestati di stima verso Ruggero Razza da parte dei colleghi della Giunta. In questi anni di duro e gratificante lavoro in Giunta di Governo, con il presidente Musumeci abbiamo avuto occasioni quotidiane di confronto e di lavoro. Abbiamo conosciuto e apprezzato Ruggero Razza, un uomo per bene, un avvocato esperto, un assessore appassionato e competente, nel ribadire il rispetto per le attività della magistratura, cui chiediamo però di fare presto con convinzione e partecipazioni sentite. Esprimiamo, affermano i colleghi dell'assessore Razza della Giunta Musumeci, all'amico Ruggero l'augurio di poter superare l'attuale momento consapevole della sua integrità morale e certi pertanto che la sua estraneità ai fatti contestati verrà prontamente accertata. Intanto c'è chi dall'opposizione afferma che le dimissioni dell'assessore Razza non bastano. A dirlo il capogruppo di 5 Stelle, l'agrigentino Giovanni Di Caro. Ovviamente le dimissioni dell'assessore Razza non bastano. Noi oggi abbiamo chiesto in aula che Musumeci venga a riferire per quanto è successo, fatti di una gravità inaudita, fatti che hanno delle refluenze dirette sulla vita dei siciliani. Aver occultato i dati, aver detto di essere in zona arancione anziché in zona rossa o zona gialla anziché zona arancione ha avuto delle conseguenze sulla vita stessa dei siciliani. Ovviamente noi abbiamo chiesto a Musumeci di venire immediatamente a riferire in aula perché lui, oltre ad essere presidente della regione siciliana, è anche commissario straordinario per l'emergenza Covid. Conseguenze che ha avuto l'azione della magistratura su disposizione della Procura della Repubblica di Trapani a carico di 3 dipendenti del Dipartimento Sanità che hanno subito misure restrittive e a carico dell'assessore alla salute, avvocato Razza, che ha ricevuto un avviso di garanzia per falso ideologico. Stamattina ho incontrato l'assessore, visibilmente provato, e mi ha anticipato l'inoltro di una lettera certamente sofferta, della quale, se lei è d'accordo, signor Presidente, io vorrei dare lettura all'Aula. Lettera già protocollata alcuni minuti fa. Signor Presidente, nella mattinata di oggi ho appreso di essere sottoposto a indagini da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani a seguito della notifica di una ordinanza custodiale a carico di più persone nell'ambito di un'attività investigativa compiuta nella disamina delle attività di contenimento dell'epidemia nel territorio della Regione. Benché abbia piena la consapevolezza di avere operato in questi difficili mesi nel rispetto del mandato affidatomi e che la nostra Regione abbia sempre anticipato provvedimenti di contenimento dell'epidemia, senza mai attardarsi nelle scelte più adeguate per proteggere i siciliani,
Ho il dovere, proprio perché il momento della pandemia lo impone, di sottrarre il Governo da qualsiasi ombra affinché si possa adeguatamente operare in questo difficilissimo momento. Per questa ragione le chiedo di accogliere con immediata efficacia le mie dimissioni dall'ufficio di assessore regionale della salute. È un atto di grande responsabilità che fa onore all'avvocato Razza e che non mi sorprende conoscendone la formazione politica, culturale, la integrità morale.